Quarta corsa, premio Val di Sole, confronto per femmine di 3 anni, non vincitrici di 4.000 euro in carriera. Sono in 9 dietro le ali dell'autostart in una corsa molto aperta in cui Gioconda Bar è la favorita, la quota è salita, mentre è scesa leggermente quella di Galeotta Laxmi con il numero 7, Andrea Farolfi per il team di Ghim Pirenei e Walter Zanetti, che ha sgambato invece bene la figlia di William, vicine comunque nella valutazione, quantomeno per le piazze, anche Gloria dei Veltri, Gilda Treb, Guai Stecca e Garonna. Macchina in movimento. All'1 Give Me Love Bar, 2 Gloria dei Veltri, 3 Gioconda Bar, 4 Jenny Jet, 5 Guai Stecca, 6 Gioia Banna, in seconda fila 7 Galeotta Laxmi, 8 Garonna, 9 Gilda Treb. Macchina che raccoglie le 9 femmine partecipanti a questo premio Val di Sole. L'ultima a toccare l'ala è Gloria dei Veltri con il numero 2, macchina che accelera. Partite. Veloce Gioconda Bar che prova a contenere quella al suo esterno, sembra poterci riuscire, si imbocca la prima curva con Gioconda Bar al comando, Jenny Jet che sbaglia, poi c'è un piccolo agganciamento a centrogruppo. Numero un po' di 4, caos. Jenny Jet, squalificato. Al largo rimane Gioia Ban con in terza ruota Guai Stecca. Gioia Ban che prova ad andare in avanti con decisione ora su Gioconda Bar, che vuol difendere la posizione, insiste Gioia Ban all'attacco di Gioconda Bar, in corda rimane Give Me Love Bar, poi impariglia Guai Stecca, a precedere ancora Galeotta Laxmi, poi Gilda Treb, numero si 1 estromette Give Me Love Bar, Gioia Ban, ha sbagliato anche Give Me Love Bar, 600 metri in 45,3 con Gioconda Bar al comando, in seconda posizione alla corda si sistema così Guai Stecca, poi Galeotta Laxmi, all'esterno c'è Gloria dei Venti, in corda Gilda Treb, si passano gli 800 in 1-1-1 con all'avanguardia Gioconda Bar nei confronti sempre di Guai Stecca, all'esterno sposta ora Galeotta Laxmi che precede Gilda Treb, quindi Garonna e Gloria dei Veltri che all'esterno però non progredisce, il chilometro passato in 1.16.8 da Gioconda Bar che si mantiene in vantaggio nei confronti di Galeotta Laxmi che è al suo esterno, poi Gilda Treb che va in schiena a Galeotta, in corda sempre Guai Stecca a precedere Garonna. La retta di là passata in 14,7, 1,31,5 in 1.200 da parte di Gioconda Bar che prova l'allungo per lasciare lì Galeotta Laxmi, in corda Guai Stecca, a largo Gilda Treb, in corda Garonna, queste 5 a lottare la corsa con Gioconda Bar che però cerca di piazzare il parziale risolutore, allunga a metà retta d'arrivo, ci riprova Guai Stecca, ci riprova Galeotta Laxmi, in vantaggio Gioconda Bar nei confronti di Galeotta e Guai che ci provano. Gioconda Bar fino in fondo viene a difendersi e a vincere, per il secondo è strettissima tra Galeotta Laxmi e Guai Stecca, poi Gilda Treb, 29,6 ad arrivare, 1,15,6 ragguaglio cronometrico per il successo in coast to coast di Gioconda Bar, precisa in corsa, va al comando e non si lascia avvicinare da nessuno. Pietro Gubellini che coglie già il doppio in giornata, questa volta per i colori di Vittorio Truccone, sempre Fausto Barelli al training. Per il secondo invece molto molto stretta, c'è Guai Stecca di dentro e al largo Galeotta Laxmi, vicina ma quarta c'è Gilda Treb, potrebbe essere al secondo ancora Guai Stecca lungo la corda, bisogna andare dal giudice. La vittoria di Gioconda Bar, al secondo probabilmente Guai Stecca, al terzo probabilmente Galeotta Laxmi, successo di Gioconda Bar, Pietro Gubellini, Fausto Barelli, Vittorio Truccone.